Alfonso Miosi, coach dell'Athletic Club Palermo, possiamo dire ottima la prima, non buona la prima. Sì, sono abbastanza contento. Diciamo all'inizio c'era un po' di tensione, emozione anche da parte dei ragazzi, ci può stare, però lavoriamo bene sodo dal 28 luglio e diciamo come prima gara sono felicissimo. Tra l'altro fa, tra virgolette, impressione da fuori il fatto che hai fatto tutte le rotazioni, hai fatto scendere in campo praticamente tutti gli effettivi, Mazzola forzatamente, ma il fatto che ci siano anche altri elementi fuori che dà l'idea della forza di questo roster. Sì, per questo ringrazio in primis la società e il presidente, poi tutti gli altri dal team manager a Rosario Vadalà, tutti, non voglio mancare nessuno. Abbiamo fatto un roster di prima qualità, siamo una bella squadra e come vedi e come hai detto tu oggi mancavano diverse persone come Tuzzolino e lo Spagnolo che ancora non è arrivato il transfert. È giusto fare giocare tutti, anche i giovani, perché bisogna che loro si sentono importanti, perché questa è una squadra importante, in un progetto importante e speriamo in una stagione importante. Ecco, chiudo con quella che è stata un po' la ciliegina sulla torta di questo futsal mercato dell'Athletic, Nilmar subito protagonista. Che impressione ti ha fatto e cosa pensi che possa dare ancora a questa squadra visto che è appena arrivato? Allora, tu calcola che io Nilmar già lo conoscevo perché seguo un po' tutte le partite e quindi mi è sempre piaciuto. C'è una cosa da non sottovalutare, ha giocato nel sintetico. Io penso che questa squadra come Nilmar e altri giocatori nel parquet andrebbero ancora meglio. Quindi continueremo a lavorare a testa bassa, non abbiamo fatto niente, sappiamo delle nostre potenzialità, ma bisogna entrare in campo rispettando l'avversario e sudandoci la maglia. Siamo qui con Nilmar, nuovo arrivo dell'Athletic Club Palermo, intanto benvenuto, ma il benvenuto l'hai dato tu in campo, 3 gol che hanno aiutato la squadra a vincere. Ciao a tutti, grazie per questo, è una partita troppo importante, inizio della preparazione, dai, la squadra è buona, è forte e lavoriamo tutti insieme e questo è più importante per la progressione della stagione, dai. Come ti stai trovando con questi compagni, col mister? Il spogliatoio è troppo buono, i ragazzi sono troppo buone persone, buoni giocatori, dai, è questo.